Com'è andato il volo? Bene, 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 ottimo. Che cos'è questo apparecchio strano che Questo porta? è un paramotore, un motore per il parapendio che consente di decollare dalla pianura a un normale parapendio. Però il motivo per cui abbiamo chiamato qui Francesco Cubeddu non è tanto quello della sua abilità, diciamo, di volo, che pure c'è senz'altro, ma perché lui con la fotocamera e anche con la videocamera fa riprese della Sardegna, in particolare di questa zona del Campidano, dall'alto. Che cosa hai notato tu, riguardando da quella prospettiva, grazie anche alle immagini che ci hai concesso, che cosa hai notato di strano qui? Il fatto che qui, come siamo lontani dal mare, in alto i nuraghi sono quasi tutti intatti. Nelle zone, diciamo, di topografia più elevata sono intatti, e invece nella zona più Nella depressa? zona del Campidano praticamente non ce n'è uno intero. Infatti nelle immagini che hai realizzato si vede molto bene queste specie di piccole colline che hanno in qualche caso addirittura una specie di scia, se la volessimo interpretare in quel modo. Comunque tutte colline che al di sotto celano in realtà dei cerchi nuragici. Sì. Sono proprio dei piccoli cucuzzoli che spiccano sul Campidano, sulla pianura, e praticamente sono tutti nuraghi sepolti. È una cosa che sarebbe sicuramente da fare delle analisi come puoi fare tu. Quelle geologiche, e questo è infatti quello che ci si ripromette di fare, cioè analizzare il territorio da queste parti. Noi ringraziamo moltissimo Francesco Cubeddu anche per le immagini che ci hai gentilmente dato e ti lasciamo alla tua attività di ricognizione. Grazie molte. Ciao. Arrivederci. Siamo ritornati in movimento qui nel pulmino di Terzo Pianeta. Sergio, l'incontro con Cubeddu ha portato in realtà dei dati nuovi, che sono poi questi di queste fotografie, delle altre immagini. Beh, anche molto interessanti, perché sono decine e decine questi nuraghi sotto il fango nel Sinis. Quindi non solo il Campidano devastato, ma anche il Sinis, che sono le due grandi piane alluvionali della Sardegna. Però prima torniamo a vedere quello che è accaduto proprio sul terreno a questi nuraghi. Ma andiamo a Suraghi, dove ci siamo recati proprio recentemente. In questa storia della civiltà nuragica che finisce improvvisamente, noi di Terzo Pianeta vogliamo vederci chiaro, soprattutto vogliamo vederci chiaro sul terreno, come stiamo facendo. Per questo ci siamo spostati a circa 5-6 km dal nuraghe che abbiamo appena visto, Oppianu, e ci siamo spostati verso la zona più meridionale, qui su una collina che apparentemente non mostra alcun tipo di segno dell'uomo, se non fosse che questa collina è un nuraghe che si chiama Suraghi, che è isolato in mezzo alla campagna ma che doveva essere piuttosto grande. A vederlo da qui, e come si può vedere è completamente sommerso da un terreno che non saprei dire se fango o terreno di riporto antropico, cioè di lavoro degli uomini o cos'altro, ma comunque lì si vedono spuntare fuori, eccole, le pietre che dovevano costituire il basamento o una parte delle mura del nuraghe stesso. Ancora se ne vedono più avanti, e la domanda che ci poniamo è: da dove viene tutto questo fango? Perché questo nuraghe è distrutto, abbattuto, e gli altri che si trovano invece a quote superiori non lo sono? Come mai questa sembra una regola nella parte meridionale della Sardegna? Come mai fino a Barumini, per esempio, i nuraghi sono capitozzati, sono abbattuti, ricoperti dal fango, e invece sulle Giare, più a nord, sono intatti? Può avere un senso rispetto a un evento naturale a carattere catastrofico? Qui siamo saliti proprio sulla sommità di Suraghi e, come si vede qua attorno, ci sono grossi blocchi che sono quelli stessi che costituivano una parte della torre nuragica, anzi qui si tratta di un complesso forse più ampio, e poi c'è il terreno che c'è sopra, quello che normalmente chiamiamo suolo, che effettivamente può avere una qualsiasi origine. Può essere per esempio riportato dagli uomini durante gli scavi, durante il corso dell'uso delle campagne, può essere invece, e qui ci vorrebbe un'analisi, qualcosa che rimane come testimonianza di un'antica marea. Va verificato nel dettaglio ogni volta, vanno fatti dei sondaggi, qui e in tutta la piana del Campidano, per sapere se effettivamente è possibile ricostruire la presenza di rocce di tsunami, si chiamano tsunamiti, sono tipiche in varie parti del mondo e possono essere riconosciute sul terreno, rocce che potrebbero testimoniare la sommersione temporanea di questo settore della Sardegna, di questo nuraghe, di altri come questo, da parte di una colossale ondata di marea. Alcuni studiosi, per esempio lo statunitense Amos Noor, hanno messo in luce che varie tempeste sismiche avevano
influenzato questa zona del Mediterraneo. È possibile che un grande tsunami abbia colpito questa parte della Sardegna? Può darsi che questo tipo di situazione si sia effettivamente verificata. È quello che bisogna controllare sul terreno. Ecco Sergio, dunque abbiamo visto, stiamo stringendo sulla causa finale, l'eventuale tsunami, anzi mega tsunami, e queste erano le immagini appunto che abbiamo visto insieme a quelle di Cubetto, ci dicono che è una situazione diffusa. Sai, io la Sardegna l'ho sempre guardata con occhi leggeri, fino a quando le fonti greche non parlavano di una fine di quest'isola occidentale dovuta allo schiaffo di Poseidone per Omero, a cataclismi marini per Platone, che dice che Zeus, per rendere migliori i suoi abitanti, volle punirli, per educarli. Vediamo che cos'altro abbiamo trovato a Suraghi, dunque il nuraghe sommerso dal fango, e vediamo di che fango si tratta, e passiamo anche a vedere come si sono spostate queste colonne. Perché uno tsunami arrivi fino dentro la Sardegna e superi decine di chilometri e anche qualche decina di metri di altezza, beh, ci voleva un grosso tsunami e non erano conosciuti, al massimo 20 metri d'onda. Oggi però sappiamo che esistono i mega tsunami, sono maremoti che possono arrivare a un'altezza di onda di oltre 500 metri, fino quasi a 1 chilometro. Muri d'acqua si alzano e si sbriciolano in pochi secondi e inondano chilometri di costa, inghiottendo interi villaggi. Se un mega tsunami si fosse scatenato nella parte meridionale del mare prospiciente alla Sardegna o in quella occidentale, questo avrebbe potuto sviluppare onde che avrebbero potuto raggiungere queste zone e anche altre. Capitozzare una parte dei nuraghi, gettarli in terra, spargere le loro pietre dappertutto, ricoprirli con un manto di fango. Questo potrebbe essere accaduto a Barumini, questo potrebbe essere accaduto a tutte quelle piccole colline che sono state viste dall'alto in questa zona del Sinis e che altro non sono che nuraghi e nuraghi e nuraghi. Molto probabilmente l'isola dalle vene d'argento, l'isola dai 3 raccolti all'anno, dalle foreste inestricabili, dall'acqua abbondante, quell'isola, la più grande di tutte, al tempo conosciuto, appena al di là delle colonne d'Ercole, che erano però in un altro posto, quell'isola è la Sardegna. Allora Sergio Frau, abbiamo visto una piccola tentativo di conclusione per adesso, però prima di concludere poi noi la nostra puntata, nel salutarti e nel ringraziarti, la questione delle colonne d'Ercole l'abbiamo già affrontata prima, abbiamo visto che probabilmente non si erano trovate sempre lì. A un certo punto sono state spostate a Gibilterra, tu fai l'ipotesi, da Eratostene, quando ha dovuto riequilibrare il mondo dopo il ciclone di Alessandro Magno, che aveva spostato insopportabilmente a est i confini del mondo conosciuto. Sì, loro si basavano su carte ben precise. Abbiamo visto questo roccia di Prometeo che era la loro alba, questa isola d'Atlante che era il loro tramonto, la Grecia al centro. È un'inquadratura ben precisa che si allarga fino all'India con Alessandro e con la caduta di Cartagine si allarga fino a Gibilterra. Tutti questi saperi finiscono ad Alessandria d'Egitto, dove il gran bibliotecario di Alessandria decide di ampliare e aggiornare, come allargando un diaframma di una macchina fotografica, questo rettangolo, questa inquadratura. E questo porta le colonne d'Ercole, che secondo me potevano essere a Malta, sempre sul 36esimo parallelo, fino a Gibilterra. Atlantide era dominata da una vasta pianura, quasi rettangolare, circondata su 3 lati dalle vette di alte montagne. Ai margini di quella pianura, affacciata sul mare, sorgeva la magnifica capitale di Atlantide. Formata da una serie di cerchi concentrici di terra e di acqua, ogni anello accoglieva meraviglie e prodigi di ogni genere. C'erano moli per un numero enorme di navi e passaggi rialzati
su cui camminavano i ricchi che sbarcavano ad Atlantide. In altre parole, qualsiasi cosa potesse desiderare un essere umano, ad Atlantide c'era. Collegata all'oceano da un immenso canale profondo circa 30 metri e lungo parecchi chilometri, al centro della città di Atlantide si ergeva una straordinaria fortezza. Qui c'era la sede del potere e le ricchezze di quell'antica civiltà. Suma